E per concludere affrontiamo un tema che ci riguarda da vicino tutti noi, la gestione dell'acqua e l'oscuro e grande lavoro dei consorzi di bonifica. Terre Evolute, il nome di questo festival della bonifica veneta svoltosi a San Donà di Piave. Il servizio. Sfide e rischi legati alla risorsa idrica. Sono questi i temi trattati nel convegno dal titolo Politiche agricole, uno sguardo all'Europa, dialogo per un futuro comune. Una tavola rotonda conclusiva del Festival Terre Evolute, organizzato da Ambi Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica. C'è uno stretto connubio fra agricoltura, bonifica e quindi irrigazione, quindi PAC, politica agricola comunitaria, che vede le prospettive per i prossimi 7 anni, ma già si intravedono, si concretizzano e si propongono passaggi superiori e passaggi anche in avanti per i prossimi 20 anni. Quindi la bonifica non può rimanere ferma al palo, ma deve essere partecipe di questa situazione, deve essere attore fondamentale di questa nuova evoluzione. Oggi sulla sostenibilità Ambi con grande forza ha posto la capacità di mettere in relazione agricoltura, alimentazione, salute dei cittadini, quindi dei consumatori, e salute dei territori, quindi sicurezza. E qua la sfida della nuova PAC, una PAC che ai tempi dei cambiamenti climatici può veramente di nuovo porre l'agricoltura e la sua politica al centro di una Europa che unisce. Noi crediamo moltissimo all'Europa e crediamo moltissimo che l'agricoltura sia in grado, con i consorzi di bonifica, di aiutare. Quello voluto da Ambi Veneto è stato un approfondimento su agricoltura, gestione della risorsa idrica e politiche comunitarie, partendo da esperienze maturate in Veneto e attraverso una nuova PAC. Gli agricoltori, grandi operatori del territorio, coloro che lo mantengono e che oggi stanno guardando alle politiche comunitarie in maniera molto attenta, perché sia sul fronte della sostenibilità, sul fronte dell'agroambiente, della ricerca. Vorremmo un concetto di bonifica nuovo e che esplori temi che sono temi del futuro e anche di collaborazione con la politica nelle scelte urbanistiche che si faranno sul territorio. Una regione, quella del Veneto, che è un esempio virtuoso di come i fondi comunitari vengono reinvestiti nel territorio, e una categoria, quella agricola, che chiede attenzione per i giovani e una burocrazia più sottile. Sicuramente ci sono delle politiche importanti a favore dei giovani, a favore dell'agricoltura, per una grande agricoltura sostenibile. Quello che noi chiediamo alla politica, italiana, al Ministro, al Sottosegretario che era qua oggi con noi, è quello di farsi portavoce in Europa per una PAC che sia meno difficile da applicare e soprattutto con meno impegni burocratici da svolgere per noi agricoltori.